La rinascita di Ercolano, il comune alle falde del Vesuvio, è diventato un modello nella lotta al racket delle estorsioni. L'inviato Lorenzo Santorelli. Qua abbiamo la regina della Pasqua, che è la pastiera napoletana, e qui invece un casatiello salato anche della tradizione pasquale. Dopo 40 anni di pizzo, il signor Cutolo ha detto basta. Nell'impasto di casatielli e pastiere non avrebbero dovuto più esserci le mani della camorra ed ha denunciato i suoi estorsori. Per lasciare un futuro migliore ai miei figli si è creata un'associazione anti-racket, siamo stati tutti compatti, non ho avuto nessuna ritorsione dopo. Oggi Ercolano è un modello dell'anti-racket, procura, forze dell'ordine, istituzioni ed associazioni, tutti insieme contro il pizzo. Come una profezia che si autoavvera, le denunce si sono susseguite, una dietro l'altra. Ho subito un attentato dinamitardo, una bomba al laboratorio. Quella paura estrema mi ha dato il coraggio di reagire in quel modo. Il giorno del mio compleanno vengono arrestate tutte e 6 le persone che noi avevamo denunciato. Lei ha mai pensato di lasciare Ercolano? Mai. Mai. Mi hai fatto una domanda che mi sta facendo venire i brividi. Non ho mai pensato di lasciare Ercolano. Chi ha denunciato non ha abbassato la serranda né ha abbandonato la città degli scavi. Prima il parcheggio degli scavi e il parcheggio del Vesuvio erano gestiti da abusivi, adesso li gestisce il comune e incassa quasi 1 milione di euro l'anno. Prima quei soldi andavano alla malavita organizzata. A Ercolano in 2 anni ci sono stati 500 arresti, di cui 44 ergastoli. Io credo che finché ci sia anche un solo turista c'è speranza. La strage